Al via da domani venerdì le manifestazioni inserite nel programma della festa di San Calogero, il Santo Nero venerato dagli agrigentini. Si inizia alle ore 7:30 la prima Santa Messa, quindi alle 19 quella con i pellegrini della parrocchia Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza. Accensione e illuminazione straordinaria della città, quando alle 20:30 c'è l'inaugurazione con Venera Villa in piazza Stazione a cura dell'Associazione dei Portatori di San Calogero. Sabato 1 luglio giornata dei confrati e dei portatori con le messe alle ore 7:30 e alle 9, quindi alle 17 l'ingresso della banda Giuseppe Verdi di San Biagio Platani che suonerà per le vie della città. Quindi si entra nel vivo della festa, la prima domenica di luglio, giorno 2, dove alle 5 del mattino già il santuario sarà aperto ai fedeli. Alle 10:30 la Santa Messa eseguita da Don Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, insieme alle autorità civili e militari della nostra città, animato dal coro Magnificat. Quindi la festa nelle sue varie eventi durerà tutta la settimana fino alla prossima domenica, giorno 9 luglio. Intanto già fervono i preparativi, tanti fedeli che si recano al santuario per la benedizione del pane di San Calogero e donarlo ai propri cari, agli amici, in senso di fedeltà e di riconoscenza al Santo Nero più amato della città. Sì, senz'altro è una festa molto sentita e importante per gli agrigentini, la festa San Calogero. Il messaggio centrale quale può essere? È che il santo è sempre un intercessore, un compagno di viaggio. Ci ha dato il buon esempio con la sua vita cristiana, con la sua predicazione. Oggi ci invita a seguirlo nella santità e quindi poterlo ricordare, poter celebrare la sua festa non è soltanto per divertirci, assolutamente, non è solo questo, ma anche per riflettere, pregare e crescere nelle virtù cristiane. Ecco, la festa si snoda in 2 settimane, la prima che dicono che sia dedicata ai forestieri, la seconda agli agrigentini. Ecco, a parte questo, come si svolgerà, diciamo, la manifestazione? Ma il programma è abbastanza nutrito, sono in chiesa, nel santuario, ogni ora ci sarà la Santa Messa, poi i gruppi parrocchiali che vengono organizzati in pellegrinaggio e si recano qui al santuario. E poi, finita la messa prima di mezzogiorno, ecco, la statua di San Calogero esce in processione portata dai soliti portatori e quindi le vie della città che sono già segnalate nel programma. Sia la prima che la Santa Domenica più o meno hanno lo stesso programma, solo che viene anticipato un po' l'orario nella seconda domenica. L'altra cosa che volevo dire è che l'altra processione serale, dopo le 20 e le 21, allora è una processione partecipata dal clero, partecipata dalle comunità parrocchiali e diventa anche un momento di grande preghiera, mentre la mattinata è più una manifestazione popolare di affettuosità verso il santo. Per carità, nulla da criticare, ognuno ama il proprio santo con il proprio cuore e con i propri modi più congeniali. Però ecco, distinguiamo la festa popolare del mattino e la festa ecclesiale del pomeriggio. Oggi stiamo vedendo la fila per la benedizione del pane, è un atto, diciamo, molto sentito dai fedeli, e poi c'è anche la vicenda del pane lanciato. Sì, il pane è sempre questo simbolo che attribuito a San Calogero, che lo dava agli ammalati. Dai balconi le famiglie buttavano il pane per evitare il contatto e il contagio, e così il santo poteva dare ai poveri il pane che riceveva. Certo, questa usanza di buttare il pane dai balconi è stata sempre contrastata, sempre proibita dalle autorità religiose principalmente. Però il popolo a volte non ascolta perché si lascia prendere dal proprio impulso affettivo. Però oggi questa usanza è molto meno praticata e si preferisce dare dei buoni pane ai poveri. Perfetto. Quindi tante persone mi vengono a dare dei buoni da distribuire ai poveri. Oh Dio di misericordia, fonte di ogni santità, tu che santifichi l'universo, benedici questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e per la potente intercessione di San Calogero concede le grazie che ti vengono chieste. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri.
Grazie. Grazie.